Esodo. Vecchi noms da Israelits, che son laziu in Egitto con Jacob. A son laziu ognuno con la sua int. Ruben, Simeon, Levi e Giude, Isaccar, Zabulon e Beniamin, Dan e Neftali, Gad e Aser. La gernassia di Jacob aierin in 70 persone. Josef investit all'era già in Egitto. Poi Josef al morì e compagni di lui tutti i suoi fradis e tutte che generazioni. Gli Israeliti accrescerin e si moltiplicarin, si slargiarin di numero e di forze, finta emplà tutte le chiere dall'Egitto. In Egitto al monta su un new fre, che non aveva conosciuto Josef. Gli dice al suo popolo, chialait chi la gernassia degli Ebreos, a son più di noi e anche più forti. Dai facin c'è calcovente parini biur di cresci anche mo, se no in caso di guerra alla ressin a fa grump qui nestris nemici, a combatteressin quintre di noi per poter dopo stiampare. Allora i metterin a Israel sorestanz che iutibiavin facintiur fa lis voris pluiduris, e così al fage su pal faraon lis citats di Poesi di Pitom e Ramses. Ma più il siur faceva la vita impossibile, e più il popolo si moltiplicava e al cresceva di numero. A scominciarin a chiappapore da Israeliti. Gli egiziani oblearin gli ebreos a lavorare, e rufagerin fa vitis di nocrodi con gli spies voris, preparare l'argile, fa il stamp dai modons, di bot tutis lis voris dai chiams, ogni sorte di voris che io obleavin mettintiur il pit sul quel. Il re dall'Egitto urdigè alis comaris des feminis dei ebreos, che avevin non une cifre e che altre pue. Quanche lis feminis dei Ebreos si poiaran per parturì, chialait ben lis dos pieris. Sale un maschio, copailu, se iene frutte lasciaile in vite. Ma lis comaris avevin timor di Dio, e non faserin c'è che urveve ordinato il faraon, e a lassarin in vite anche i maschios. Il re dall'Egitto lis manda a clamare e ordigè, perché veso fat così e lasciate in vite i maschios? E risponderin al faraon, lis feminis dei Ebreos non son compagnis di ches dei egizians. A son più in podei. Prima anche mo, che rivi la comari, lor si son biel distrigadis. Dio urde fortune alis comaris, riguarda al popol, al diventà un furmiar di int e fuar di fapore. Mediante che lis comaris avevin vut timor di Dio, urdeone giernassi anche a loro. Allora il faraon ide che stordin a tutti il suo popolo. Ogni maschio che al nascerà buttailu tal flum, però sparagnai lis frutis. Un uomo de chiesa di Levi aveva chioletta une figlie di Levi, che al chiapassù e parturì un canai. Viodint che l'era masse biel, lu tegni platat per 3 mesi. Midiant che non arrivava più a fare le franchie, e preparò une ceste di papir, le smaltà di catrampe di pes, e poi dentro il frutto e le mette fra miec dai ventiars sull'or dal flum. La sur dal frutto si mette a passare un po' più in là, per viodi ci mucallava a finire. La figlia del faraon e le aiuta al flum per rinfreschiarsi, intanto che gli servis a chiaminavi in su e giù sull'or dal flum. E vio della ceste fra miec dei ventiars e a mandà la sosserva regonale. Le da vierge e avviodi il canai, all'era un fruttin che bleccave. I fagè dul e dice, alle un frutto ebreo. Allora la sur dal frutto i dice alla figlia del faraon, ustu coledi a cirichi une bae fra miec das feminas dai ebreos, che i dedi di tete a di chesh frut, va, e rispondè la figlia del faraon. Allora la fantate alle accirì la mari dal frutto. I dice la figlia del faraon, porte via che scanai e dai di tete, ti fagerai la pai io in persone. Quanche il frutto al fo dispatusciat,
e alla tornà a portare alla fie del faraon, che lo tegnì come cal fostazzò, e mette non Mosè, perché che e disè, lui hai tirat fur da Sagis.